L'auto che diventa un luogo per intrattenere, il turismo che si fa più silenzioso con gli smartphone. L'innovazione comporta dei cambiamenti e per affrontarla occorre cambiare prospettiva. Se ne è parlato oggi nella sede di H-Pharma a Roncade, in occasione della presentazione del progetto Venetart, l'iniziativa che interviene su 3 ambiti specifici della realtà veneta: i musei e i beni artistici, le botteghe artigianali e l'industria. È un progetto che parte dall'idea di far rientrare cervelli in fuga, che io amo definire che sono in viaggio, perché l'Italia è talmente attrattiva e piace così tanto che anche se si abbandona per un periodo si sente il desiderio di tornare. Quindi i nostri destinatari vogliono tornare in Italia perché l'Italia è veramente unica nel suo genere dal punto di vista sicuramente della bellezza e dell'arte, ma non vogliamo trascurare il mondo digitale che potrebbe creare nuovi percorsi, nuove connessioni tra arte e innovazione. L'obiettivo del progetto è proprio appunto quello di creare connessioni. Creare connessioni in modo tale nei percorsi che abbiamo studiato, che sono 3, uno per i musei che potremmo creare un'innovazione con delle camere sensoriali anche utilizzando la parte digital, uno sulle maschere veneziane, quindi abbiamo già i studenti che hanno cominciato a frequentare i laboratori di maschera e la maschera potrebbe diventare, se inventata, un bel film di animazione con Bill Rock, che è l'azienda qui in H-Pharma che si dedica ai film d'animazione. Chissà cosa può nascere, chissà cosa può scatenare. E alla fine anche nelle fabbriche abbiamo immaginato un percorso perché possano aspettare mostre d'arte o comunque possano immaginare le aziende di introdurre l'arte all'interno delle fabbriche. Durante la giornata è intervenuto anche Gioele Romanelli, che ha portato l'esperienza di Casa Flora, una casa nata nel 2002 a Venezia, che cerca di rivolgersi al viaggiatore contemporaneo. E la casa nello specifico deve fungere da ponte tra ospite e territorio, per cui mettere in connessione, grazie alle relazioni, l'ospite con la città, con il territorio ospitante. E questo come si fa? Si fa costruendoci ad hoc delle esperienze, per cui può essere la cena a domicilio, può essere il workshop di cucina che ti accompagna al mercato locale, a conoscere i prodotti locali, i prodotti della Laguna di Venezia, sapere che Venezia non è solo il centro storico, ma è tutta la laguna che la circonda. I turisti d'oggi si possono dividere in vacanzieri e viaggiatori, ha spiegato nel suo intervento Andrea Casadei. Il turismo da un po' di anni in qua si sta separando in 2 mondi completamente diversi, che possiamo riassumere velocemente tra vacanzieri e viaggiatori. Chiaro che oggi i viaggiatori sono persone che cercano, si informano, arrivano sui territori, che visitano in maniera molto più coinvolgente, cercando un contatto col territorio che sia un contatto vero del territorio, per cui non hanno interesse a prendere cose o a cercare cose che troverebbero anche sotto casa. Ci vuole una consapevolezza, che ahimè in Italia c'è ancora poco, sulla capacità dei territori che sono fatti dalle imprese e dalla classe dirigente, dall'esperienza produttiva di trasformazione, non solo nel food ma l'artigianato artistico, di riuscire a diventare un'offerta rispetto ai target che vanno identificati, cosa che da noi avviene ancora poco, proprio su quelle che sono le peculiarità della produzione di un prodotto.